Siamo qui raccolti insieme per condividere nella preghiera questo pellegrinaggio virtuale. Ci disponiamo a vivere questa esperienza affidandoci nella preghiera alla Vergine Maria. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Beata Vergine di Lourdes, Santa Bernadette, San Giuseppe. Nel primo mistero della gloria ricordiamo Gesù che risorge da morte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, Prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, Prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, Prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Beata Vergine di Lourdes, Santa Bernadette, San Giuseppe. Nel secondo mistero della gloria ricordiamo l'ascensione del Signore Gesù al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Beata Vergine di Lourdes, Santa Bernadette, San Giuseppe. Nel terzo mistero della gloria ricordiamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli radunati in preghiera.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Rimettiamo i nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come Era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Beata Vergine di Lourdes, Santa Bernadette, San Giuseppe. Nel quarto mistero della gloria ricordiamo l'assunzione di Maria al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Rimettiamo i nostri debitori e non ci abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per Noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Beata Vergine di Lourdes, Santa Bernadette, San Giuseppe. Nel quinto mistero della gloria ricordiamo Maria incoronata Regina degli angeli e dei santi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Beata Vergine di Lourdes, Santa Bernadette, Prega per noi. San Giuseppe. Prega per noi. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.
Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia. Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia al Signore con te. Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, nel suo amore ti vuole con sé. Spargi nel mondo il suo Vangelo, seme di pace e di bontà. Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia. Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia il Signore con te. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Eccellenza Reverendissima, la saluto e la ringrazio per la sua presenza che ha voluto condividere questo momento per noi dell'Unitalsi un po' tutto particolare. Solitamente in questo periodo saremmo a Lourdes a vivere il pellegrinaggio, quindi un'esperienza di fede e di servizio da condividere insieme. Il tempo, la situazione che conosciamo non ci permette di vivere nella tradizionale modalità. Ecco allora la proposta di condividere insieme alcuni momenti per vivere un pellegrinaggio virtuale. Mezz'ora fa, come ogni sera, davanti alla grotta di Lourdes è stato recitato il Santo Rosario. Questa sera, all'inizio del Rosario, è stato acceso un cero davanti alla grotta di Lourdes a nome dell'Unitalsi di Vittorio Veneto e ci hanno assicurato di ricordarci nella preghiera per tutti gli ammalati, gli anziani, i soci della sottosezione di Vittorio Veneto e in particolar modo per i nostri defunti. Un cero che, come è la nostra usanza, lasciamo davanti alla grotta di Maria a significare la nostra preghiera che continua in questo tempo per tutte le persone che si sono affidate alla nostra preghiera. Queste parole di Don Walter ci introducono nel senso di questa celebrazione. Siamo un numero notevole qui, ma molti altri ci seguono attraverso le frequenze di Tenda TV. Saluto anche loro e li invito a vivere con intensità e fede questo momento che ci ricorda e ci aiuta a vivere in qualche modo il pellegrinaggio a Lourdes, che purtroppo fisicamente anche quest'anno non possiamo attuare. Però, ecco, al di là di questa impossibilità c'è il desiderio e la volontà di sintonizzarci con il messaggio e con la realtà di Lourdes attraverso Christe eleison. Christe, Christe eleison. Signore nostra vita, Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. E Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, Tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Preghiamo. Donaci, o Signore, di vivere sempre nel timore e nell'amore per il tuo santo nome, poiché tu non privi mai della tua guida coloro che hai stabilito sulla roccia del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro di Giobbe. Il Signore prese a dire a Giobbe in mezzo all'uragano: chi ha chiuso tra due porte il mare, quando usciva impetuoso dal seno materno? Quando io lo vestivo di nubi e lo fasciavo di una nuvola oscura? Quando gli ho fissato un limite, gli ho messo chiavistello e due porte, dicendo: fin qui giungerai e non oltre, e qui si infrangerà l'orgoglio delle tue onde. Parola di Dio. Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. Coloro che scendevano in mare sulle navi e commerciavano sulle grandi acque, videro le opere del Signore e le sue meraviglie nel mare profondo. Egli parlò e scatenò un vento burrascoso che fece alzare le onde. Salivano fino al cielo, scendevano negli abissi, si sentivano venir meno nel pericolo. Nell'angustia gridarono al Signore ed Egli li fece uscire dalle loro angosce. La tempesta fu ridotta al silenzio, tacquero le onde del mare. Al vedere la bonaccia essi gioirono ed Egli li condusse al porto sospirato. Ringrazino il Signore per il suo amore, per le sue meraviglie a favore degli uomini. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, l'amore del Cristo ci possiede e noi sappiamo bene che uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti. Ed egli è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivono più per se stessi, ma per colui che è morto e risorto per loro. Cosicché non guardiamo più nessuno alla maniera umana. Se anche abbiamo conosciuto Cristo alla maniera umana, ora non lo conosciamo più così, tanto che se uno è in Cristo è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, ne sono nate di nuove. Parola di Dio.
Alleluia, 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 alleluia. Un grande profeta è sorto tra noi e Dio ha visitato il suo popolo. Alleluia. Che nel tuo cuore amare bene mentre la parola del Vangelo dello Spirito Santo. Alleluia. Alleluia. Il Signore sia con voi. Col tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. In quel giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: passiamo all'altra riva. E congedata la folla, lo presero con sé, così com'era nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: Maestro, non ti importa che siamo perduti? Si destò, minacciò il vento e disse al mare: taci, calmati. Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: perché avete paura? Non avete ancora fede? E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono? Parola del Signore. Maestro, non ti importa che siamo perduti? Sono le parole che i discepoli dicono a Gesù svegliandolo, perché dormiva, non si sa come facesse dormire, però dormiva a poppa su un cuscino, mentre c'era tutto quel l'ambaradan di tempesta, vento, onde, acqua. Maestro, non ti importa che siamo perduti? È una frase che Gesù giudica senza fede. Perché avete paura? Non avete ancora fede? Perché Gesù la giudica senza fede? Perché è una frase in cui dice: tu, Signore, non ti importa niente di noi. Ed è una frase che a volte capita anche a noi di dire. In certi momenti in cui siamo presi dalla tribolazione, in cui magari siamo colpiti da qualche disgrazia, e più di qualche disgrazia, ci sono delle situazioni in cui dici: ma tu, Signore, non ti importa niente? Sei indifferente? Non ti importa niente della nostra sofferenza? Certo, un Dio che non importa niente di noi non serve proprio a niente, è meglio scancellarlo. Ricordate quel filosofo ebreo che dopo Auschwitz disse: come la mettiamo con Auschwitz, questa tragedia così grande, e Dio che non è intervenuto? O Dio è onnipotente, esiste, è onnipotente, ma è indifferente? E allora Dio così non sappiamo cosa farne. O esiste, è buono, ma non è onnipotente? E cosa possiamo farci di un Dio così? Oppure non esiste. E lui ha concluso: non esiste. Jonas. E spesso noi di fronte alla prova siamo presi proprio da questa tentazione. Maestro, Signore, ma ti importa niente che noi siamo perduti? E Gesù dice:
perché avete paura? Non avete ancora fede? Gesù era con loro già da molto tempo e aveva fatto di tutto per far capire che Dio gli importa molto dell'uomo, gli importa molto delle sofferenze dell'uomo. Lui, infatti, che è il volto della misericordia del Padre, si prendeva cura dei malati, dei sofferenti. Per dire che Dio si prende cura. E abbiamo ripetuto nel Vangelo, nel versetto: rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. Non è vero che non gli importa niente, che siamo perduti, il suo amore è per sempre. E San Paolo nella seconda lettura ce l'ha ribadito: fratelli, l'amore del Cristo, che è l'amore del Padre che si media, ci raggiunge attraverso l'amore di Gesù, l'amore del Cristo ci possiede, non può essere indifferente, non può non importargli che siamo in pericolo, che siamo nella prova, che siamo nella sofferenza. L'amore del Cristo ci possiede e noi sappiamo bene che uno è morto per tutti, ha dato la sua vita per noi. Dio ha tanto amato il mondo da consegnare il suo Figlio, per mostrare fino a che punto gli importiamo, gli importi che noi non siamo perduti. E Gesù nel Vangelo di Giovanni dice: questa è la volontà del Padre mio, che io non perda nulla di quanto Egli mi ha dato. Ecco, però questo dubbio a volte si affaccia alla nostra vita. Francamente, tutti abbiamo dei momenti in cui diciamo: ma Signore, ma dove sei? Ti interessa veramente di me? Ecco, credo che proprio in questi momenti noi abbiamo bisogno del dono dello Spirito Santo, che ci aiuti a ritrovare la sapienza della fede, la vera sapienza. Dio continua ad amarti sempre, anche se vado in una valle oscura, tu sei con me. Magari non ti vedo, non ti sento, magari sento la tentazione di dire: ma tu, Signore, ti interessa che io sia perduto? Ti interessa qualcosa di me? La tentazione c'è. Lo Spirito Santo ci aiuta a superare la tentazione. E lo Spirito Santo ci dona anche altri aiuti, ci dona la figura dei santi e in primo luogo Maria. Maria è proprio il dono che Dio, Padre, Figlio, Spirito Santo ci fanno proprio per aiutarci a superare questi momenti che capitano nella vita di ogni persona, prima o poi. Ma Signore, ti interessa qualcosa di me? La mia vita mi scivola via fra le dita, prima o poi capita a tutti. Ti interessa qualcosa di me? Oppure sei indifferente? No, Dio non è indifferente. Tutto quello che Egli vi dice, ascoltatelo e fatelo. Ricordate a Cana, e Maria proprio ci sostiene in questa fede, in questa certezza, che a volte può essere insidiata indubbiamente dalle prove. Gesù stesso è stato tentato, quindi noi non dobbiamo meravigliarci se a volte la nostra fede viene tentata, dobbiamo meravigliarci se non riascoltiamo, se non ci lasciamo illuminare, sostenere dalla presenza e dall'azione dello Spirito Santo e dalla presenza di tanti testimoni, un nugolo di testimoni, scrive la lettera agli Ebrei, abbiamo in tanti fratelli e sorelle che hanno creduto, che hanno amato, che hanno sperato. E Maria è la prima di tutte costoro, madre e sorella. Ci aiuta davvero a superare il momento di prova ed è bello che a Lourdes ci siano tutti quelli ammalati, no? Ed è bello respirare il clima di consolazione, il clima di speranza tra tanti malati, infermi, anziani che sappiamo. Ecco, abbiamo l'esperienza, perché probabilmente proprio si fidano di Maria che ci aiuta e ci sostiene nella fede, anche nel momento della tentazione, anche nel momento in cui Dio sembra dormire, sembra disinteressarsi di noi. No, Dio non si disinteressa di noi. Lo fa
a modo suo. Ma noi dobbiamo ribadire questa certezza e questa certezza sarà allora confermata da quella vita per sempre che Gesù già vive e offre a tutti coloro che credono e sperano in Lui. Chiediamo allora che questo pellegrinaggio virtuale, che comincia proprio alla luce di una situazione di prova che abbiamo sentito nel Vangelo, ma è una situazione di prova che noi viviamo attraverso la pandemia. Tanti in questa pandemia sono domandati: ma Dio dov'è? Gli importa niente di questa nostra disgrazia? Certo gli importa. Egli ci è vicino. Anche se vado per valle oscura, tu sei con me. Il tuo bastone, il tuo vincastro mi danno sicurezza, mi danno la certezza che non sarò mai abbandonato. Maria, donna della fede, che ha creduto al compimento delle promesse del Signore, aiutaci a confidare in Dio e a sperare in Lui. All'inizio di ogni pellegrinaggio si viveva l'impegno del servizio. Ora, in modo particolare, i barellieri, sorelle, medici, infermieri sono invitati a rispondere sì, lo voglio, alle domande che Sua Eccellenza presenterà e poi riceveranno il segno dell'impegno del loro servizio. Sorelle, barellieri, medici, infermieri carissimi, il Signore che ci chiama a vivere questa esperienza e questo servizio vuole renderci partecipi del suo grande amore verso tutti gli affaticati e gli oppressi dalla malattia e da ogni genere di afflizione. E li considera fatto a se stesso ciò che viene fatto al più piccolo dei suoi fratelli, e ha proclamato benedetti dal Padre suo ed eredi della vita eterna gli operatori di misericordia. Vi chiedo quindi di esprimere il vostro impegno. Siete disposti a vivere il vostro servizio nello spirito di Gesù che ha lavato i piedi ai suoi discepoli? Sì, lo voglio. Volete? Personale sarà consegnata una corona del Santo Rosario e il cartoncino con la preghiera del barelliere. Costiamo nel rispetto delle normative davanti all'altare. Cantiamo Dov'è carità e amore, qui c'è Dio. Dov'è carità e amore, qui c'è Dio. Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore. Godiamo esultanti nel Signore. Temiamo ed amiamo il Dio vivente e amiamoci tra noi con cuore sincero. Dov'è carità e amore, qui c'è Dio. Noi formiamo qui riuniti un solo corpo, evitiamo di dividerci tra noi, via le lotte maligne, via le liti, e regni in mezzo a noi, Cristo Dio. Dov'è carità e amore, qui c'è Dio.
resta sempre nella notte e dall'ombra della morte non risorge. Ma se noi camminiamo nell'amore, noi saremo figli nella luce, dove carità e amore, qui c'è Dio. Ci alziamo per la professione di fede. Cantiamo insieme: Credo, Signore, Amen. Credo, Signore, Amen. Credo, Signore, Amen. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Credo, Signore, Amen. Io credo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi. Il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo, Signore, Amen. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Credo, Signore, Amen. Ed ora innalziamo a Dio, vincitore del male e della morte, il nostro grido di speranza e di amore e ripetiamo con fede: in te speriamo, Signore. In te speriamo, Signore. Proteggi la Chiesa dagli attacchi dei venti avversi e dagli improvvisi temporali che cercano di strapparla dalle tue mani. Ti preghiamo. In te speriamo, Signore. Infondi il tuo spirito in coloro che sono oppressi da prove e fatiche, perché dia loro consolazione e sollievo per una rinnovata fiducia. Ti preghiamo. In te speriamo, Signore. Concedi che chi è alla ricerca della vocazione e ascolta la tua voce non si lasci spaventare dalle proprie debolezze, ma si lasci persuadere dalla tua forza. Ti preghiamo. In te speriamo, Signore. O Signore, accompagna il personale dell'Unitalsi ad essere segno del tuo amore. Animati dal tuo spirito, sappiano essere testimoni non solo con le parole, ma con gesti che sanno dare respiro alla vita. Ti preghiamo. In te speriamo, Signore. Per tutti gli ammalati, perché sappiano, con l'aiuto di Maria, valorizzare ogni giorno la loro croce e dare esempio di fede a tutti i fratelli, ti preghiamo. In te speriamo, Signore. Padre Santo, aiutaci a riconoscerti presente nei doni della tua bontà. Con la tua grazia la nostra vita possa germogliare secondo il tuo volere per Cristo nostro Signore. Canto di offertorio, se m'accogli. Tra le mani non ho niente, spero che mi accoglierai. Spero solo di stare accanto a te.
Sono ricco solamente dell'amore che mi dai, è per quelli che non l'hanno avuto mai. Se m'accogli, mio Signore, altro non ti chiederò, e per sempre la tua strada, la mia strada resterà, nella gioia e nel dolore, fino a quando tu vorrai, con la mano nella tua camminerò. Pregate, fratelli e sorelle, che questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a nome e gloria del suo nome, e il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Questo sacrificio di espiazione e di lode ci purifichi e ci rinnovi, o Signore, perché i nostri pensieri e le nostre azioni siano conformi alla Tua volontà per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Nella sua misericordia per noi peccatori, Egli si è degnato di nascere dalla Vergine. Morendo sulla croce ci ha liberati dalla morte eterna e con la sua risurrezione ci ha donato la vita immortale. Per questo mistero di salvezza, con gli angeli e gli arcangeli, i troni e le dominazioni e con tutte le schiere celesti, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.
Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga la tua volontà, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu il regno, tu la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Con uno sguardo, una parola, scambiamoci un dono della pace. Pace a te, pace a te, pace a te.
peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvo. In unione con tutti coloro che ci seguono attraverso i canali social della Tenda TV, la preghiera per la comunione spirituale. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Canto di comunione, il pane del cammino. Il tuo popolo in cammino cerca in te la guida sulla strada verso il regno. Sei sostegno col tuo corpo, resta sempre con noi. O Signore, è il tuo pane Gesù che ci dà forza e rende più sicuro il nostro passo. Se il vigore nel cammino si svilisce, la tua mano dona lieta la speranza. Il tuo popolo in cammino cerca in te la guida sulla strada verso il regno. Sei sostegno col tuo corpo, resta sempre con noi, o Signore. È il tuo vino, Gesù, che ci disseta e sveglia in noi l'ardore di seguirti. Se la gioia cede il passo alla stanchezza, la tua voce fa rinascere freschezza. Il tuo popolo in cammino cerca in te la guida sulla
strada verso il regno. Sei sostegno col tuo corpo, resta sempre con noi, o Signore. Preghiamo. O Padre, che ci hai rinnovati col santo corpo e il prezioso sangue del tuo Figlio, fa che l'assidua celebrazione dei divini misteri ci ottenga la pienezza della redenzione per Cristo nostro Signore. Amen. Siamo ora invitati a fare insieme la preghiera delle sorelle e dei barellieri, che ci identifica nel servizio che svolgiamo come Unitalsi verso chi è ammalato e nel bisogno. Insieme. O Signore, che ti sei degnato di accordarci la grazia di partecipare ai tuoi santi misteri e di poterti offrire in comunione questa preghiera, degnati di esaudire in questo giorno le orazioni dei tuoi servi. Concedi a noi purezza di spirito, ardore di carità, generosità di impegno per un migliore adempimento del nostro servizio a vantaggio spirituale e fisico dei nostri fratelli infermi. Donaci sguardo di fede per saper riconoscere in loro il volto sofferente di Gesù. Rendici umili, pazienti, disponibili, fa che sappiamo essere con sincero affetto comprensivi, tolleranti, premurosi con i fratelli e sorelle che condividono il nostro impegno. La comunione del corpo e del sangue di Cristo ci unisca nella carità. La Vergine Immacolata ci guidi e ci sostenga nel nostro servizio. Grazie a tutti coloro che hanno preparato questa giornata, grazie a voi che avete partecipato, un grazie anche a coloro che ci hanno seguiti attraverso le frequenze di Tenda TV, a tutti la benedizione del Signore che ci accompagni e ci aiuti a vivere almeno spiritualmente, ma intensamente, questo pellegrinaggio virtuale. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Per intercessione della Beata Vergine di Lourdes, vi benedica e vi accompagni Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita e andate in pace. Rendiamo grazie. Ricordo il prossimo appuntamento in presenza, per chi può partecipare, martedì alle ore 20:30 in seminario con il Rosario o Flambeau. Per chi non può essere in presenza, abbiamo sempre i canali social di Tenda TV che ringraziamo per questo servizio. Buona serata. Canto Vergine Santa. Vergine Santa, Dio t'ha scelto con un palpito d'amor per dare a noi il tuo Gesù. Piena di grazia noi t'acclamiamo. Ave, Ave, Ave Maria.
per la fede ed il tuo amor, o ancella del Signor, portasti al mondo il Redentor, piena di grazia noi ti lodiam. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Beato chi la pace portò ai fratelli con amor, perché con Dio la gioia godrà dei figli suoi nel regno del cielo. Ave, Ave, Ave Maria.